Certo, però mi faccio un augurio che vinca Giovanni Manildo e la lista appoggiata dal Partito Democratico. E così, contro ogni scaramanzia, certa della vittoria, la segretaria provinciale del PD, con il sindaco di Treviso Giovanni Manildo come candidato presidente, anticipa anche uno dei punti del programma elettorale. La messa in sicurezza degli edifici scolastici dopo il terremoto come dire, preoccupano i sindaci, ma ci sarà anche dell'altro. Io credo che poi il candidato presidente e i candidati consiglieri potranno come dire, argomentare sulle altre competenze, e sono tante della provincia. Dopo la presentazione della lista delle civiche, oggi ad appoggiare il primo cittadino di Treviso anche quella degli amministratori di Marca, con ben 8 sindaci del PD. I punti del programma sono la quotidianità che viviamo come amministratori, dai trasporti pubblici, dalla viabilità, dal bene ambientale, dai nostri beni ambientali, dai nostri monumenti. Abbiamo una ricchezza nel nostro territorio, dobbiamo ricominciare a investire e valuteremo le forme più adeguate per poter investire in questi settori.